Fiosse, Fiossi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente dopo 2 settimane di weekend di acqua, placche in gola, scagazzo e varie robe, siamo ritornate con un altro video in escursione. Oggi siamo esattamente di fronte all'ex bar Val Rosna. Praticamente è lungo la statale che collega Lamon Belluno con Primiero Trentino. Quindi oggi faremo un'escursione un po' storica, diciamo. Andiamo a vedere delle vecchie contrade qua del comune di Lamon. Siamo pronti? Simone, dai che andiamo, go go go! Abbiamo optato per parcheggiare la macchina qui di fronte al vecchio bar, che se volete è in vendita o in affitto. Facendo questo piccolo pezzo di strada statale, arrivati a quella casettina là che deve essere una vecchia fermata degli autobus, dovrebbe cominciare il nostro sentiero. Più precisamente siamo appunto in zona Ripari Villa Bruna. Praticamente lì sotto. Praticamente qua in zona hanno trovato... Quando hanno allargato la strada e quindi hanno minato la montagna, hanno trovato un cacciatore sepolto con tutto il suo corredo funerario che risale probabilmente all'era paleolitica. Quindi all'incirca 14.000 anni fa. Pensa, roba storica oggi, roba storica! Da qua, con quel... Sì, qui lì si può entrare, fa parte tutto quanto del museo, poi tornando indietro ma andiamo a vedere. Da qui, piccola area picnic, zona no kill, e da qua parte il sentiero e si va giù verso il torrente Cismon. Può essere il torrente Cismon. Via, si va giù. Guarda com'è che partiamo bene, guarda com'è che partiamo bene. Guarda qua, qua si arriva praticamente sul lugreto dell'Udorrente. Facciamo veloce perché c'è pericolo inondazione. Guarda che posto. Qua, canyoning, a Sbrega Baon. Guarda che colori che ha l'acqua. Guarda che bello. Bene ragazzi, da qui parte l'escursione. Dal fondo si può solo risalire. Via. Salendo incontriamo subito una grotta scavata, con che funzione non si sa. Probabilmente impissa un attimo la torcia. Ecco, piletta impissata. Siccome qua comunque è la zona praticamente di confine fra Veneto e Trentino all'epoca austriaco, quasi di sicuro anche qua sono grotte e scavate per la guerra. Allora c'è l'uscita alta, quindi penso proprio di sì. Qui non c'è niente a parte qualche bottiglia rotta. Bene, proseguiamo. Adesso ditemi, cosa c'è di più bello di stare in mezzo alla natura? Il rumore del ruscello, uccellini che cantano. Si sentono gli uccellini? Li sentite? Se li sentite mettete un like, anzi un mi piace perché so italiano, non so inglese. Eccoci che in circa 20 minuti dalla macchina, in un sentiero molto ben tenuto, pieno di fioretti, arriviamo a questo primo segno di insediamento passato, ma il bello è più su. Altra aggiunta informativa, siamo esattamente sul cammino retico, che l'ho già sentito ma momentaneamente non mi ricordo che cos'è, quindi mi riservo di informarmi e informarvi semmai, e chissà, magari potremmo anche percorrerne un pezzo. Guarda qua funghetti, guarda, su, guarda qua i primi terrazzamenti. Qua una volta si faceva l'orto
qua si viene a coltivare. Guarda qua, sì sì, terrazzamenti. Teta, siamo arrivati alla prima tappa, 45 minuti dalla macchina, causa anche gambe fuori allenamento da 2 settimane. Sotto al monte Piazza, teoricamente siamo arrivati alla prima contrada, che è la contrada di Pugnai. Da quello che so, tutte queste contrade dovrebbero essere più o meno abbandonate, probabilmente c'è qualcuno però che ancora viene d'estate. Infatti qua ci sono dei begli orticelli pronti con un bel profumo di cipolla, quindi secondo me hanno già piantato qualcosa. Qua c'è un po' di cartelli e noi seguiremo dopo per Bellotti. Adesso andiamo un attimo a esplorare qui la situazione. Qua c'è una piccola stalla, sempre di là dobbiamo andare dopo. Dopo vediamo. Ci sono delle cacchette dentro, quindi secondo me sì, d'estate ci vengono a fare un po' di alpeggio. Qui, da quello che ho capito, c'era addirittura la scuola che serviva le 2 o 3 contrade che poi andremo a visitare oltre a questa. Guarda qua. Qua c'è una piccola chiesetta. Guarda che carina. Andiamo. Allora. Andiamo fulla senza perdere. Sì, avevo letto che ci sono 7-8 gattini qua che ti vengono a fare, a dare il benvenuto, no? Qua ci sono un po' di foto storiche di Pugnai a 670 metri di altitudine. Là in fondo c'è un'altra casetta e ci deve essere anche una cascatina. Adesso magari vediamo che... Ah! Qua c'è un'ottima fontana. E guarda che roba! Guarda che razza di fontanone, Qua, lavatoio per lavare i panni. Qui ha dei vermi morti dentro. Assaggiamo l'acqua. Acqua top. Là c'è una bella casetta messa discretamente bene. Andiamo a vedere in centro paese cosa c'è. Guarda cosa che mi tocca fare, cavarmi il mangiare dalla bocca per dargli ai gatti. Perché non mi hai detto che Perché sapendo che c'erano i gatti dovevo portare via i croccantini per i gatti. Allora là, to. Tieni. Dai, mangia anche te. Guarda. Ma ha già finito? O non l'ha trovato? No, lo abbiamo mandato su intero. Ma sei ingordo però. Allora, Mamma Guarda un altro là. Guarda qua. Vabbè, non posso tutto il panino. Ma sì, dai che panini, mangi i croccantini. Sai che mi piace gli animali. Ciao, amore. Guarda quanti, belli. Basta. Basta voi, avete già mangiato. Dai, cazzoni. Dai, vieni Bianco. Vieni qua, Bianco. Va bene, Chester. Dai, non posso Dammi. tirartela là. Vieni. Ma è scemo. Sei Bauchetti. Sei autista. Dai, vieni qua. Sei autistico. Sei autista. Basta, metti Basta, via panino resta per me adesso. Avete visto? Bambini, amici miei? Sì, ma non Ci me l'ha sono detto anche i perché gatti. sennò Vabbè, dai, lo portavamo sapevo, tutti potevamo i portare i gatti. croccantini che abbiamo il gatto a casa. Va bene, ok. Adesso metto giù lo zaino, guarda qua. Qua ci dovrebbe essere un signore che vive qua d'estate, sì, mi pare aver letto. Infatti ci sono un po' di straffanti qua. C'è un po' di legna. E qua si fa una bella vita d'estate, secondo me. Senti, non c'è neanche un rumore. Qua ci sono altre belle casette. Qua c'è una bella teleferica per portarsi sulla roba. Orti. Beh, e insomma qua c'era anche la scuola, che onestamente non so quale potesse essere, ma c'era. Qua ovviamente tutto chiuso con lucchetti, perché giustamente se no la gente va dentro e fa il disastro. Beh, molto pittoresco oserei dire. Qua ci sono un po' di ruderi. Guarda qua,
che razza di roba. Guarda che figo, eh. Beh, amici miei, sapete che io mi stupisco con poco, ma questa qua è proprio una roba figa. Pensare che qua fino agli anni 50-60 la gente ci viveva stabilmente. Poi come al solito giustamente perfino il numero civico li portai anche apposta qua al postin. Amazon viene fin qua e ovviamente, come dicevo, per andare in cerca di una vita migliore sono emigrati. Però tanta roba, proprio figo. Qua comunque sono, se venite qua da queste parti portate via, non so, un po' di viewster, un po' di robe che c'è, da quello che so, un signore che viene a dargli da mangiare ai gatti. Però insomma, se portate anche voi qualcosa è tanto meglio. Allora là, solo un altro là, su quella specie di fienile, era là. Questo mi sa che aveva il collare e si è strappato per fortuna perché è tutto pelato. Ah sì, piccini. Va bene, molto molto bello. Gatti che saltano fuori da tutte le parti, gatti. Allora, avete visto questo primo borghetto? Qua c'è anche la chiesetta, ho suonato la campana ma non ho ripreso perché va bene. Abbiamo incontrato un signore con un bel cagnolone che ci ha detto che appena qua sopra ci dovrebbe essere un'altra piccola frazioncina di 2 o 3 casette che merita andare a vedere perché tanto siamo qua attaccati. Siccome il sentiero però non è segnato sulle mappe, andiamo in esplorazione solo per voi. State connessi? Ah, la fontana, giusto per dire, è del 1920, quindi qua già nel 1920 ci vivevano. Andiamo in cerca di sta frazioncina. Quindi dal centro della borgata di Pugnai prendete il cartello che indica direzione Lamont. Arrivati qua, se proseguite avanti poco, la vedo là in cima, c'è una strada sterrata che porta direttamente giù a Lamont. Qua invece c'è il bivio per andare su alla borgatina Le Prese. Andiamo a vedere. Eccoci arrivati. Anche qua un po' di casette. Qua davanti c'è Monte Vallazza, cima Monsampiano, Monte Pavione, insomma vabbè, detto un po' così ad cazzum. Qua ci sono, qua c'è addirittura un bel libro che adesso con la mia penna che fa parte del mio kit da bivacco ci facciamo un pensierino. Fiori, sarà lungo sto video ma secondo me c'è un sacco di robe belle da vedere, tipo guarda le primule, guarda qua, guarda questi che belli. Ah sì, vediamo se da qua c'è una vista un po' più panoramica. Sì, praticamente Le Prese è una casa intera ancora con un po' di ruderi intorno. Andiamo a vedere che c'è anche qua un bel lavatoio con l'acqua purissima. Qua sotto orticelli, qua mi sa che non hanno le bestie. Ecco qua un altro bellissimo lavatoio che probabilmente sarà stato rifatto, ma porta la data addirittura 1910. Altro giossetto di acqua. Mi dice il mio amore che la casa è del 1900. Era qua 1900. Qua c'è un'altra casetta. Di lì c'è un sentiero che butta verso su e da quello che ho capito in cima ci dovrebbe essere un altro pianoro con altre 2 o 3 casette, ma il sentiero dovrebbe essere interdetto causa vaia. Qua e là, no, non lo so. La Consuelo vede un elicottero, dovete vedere l'elicottero, è andato dietro, va bene.
Quindi adesso noi proseguiamo per di qua, teoricamente in cerca di Marsanghi. Da davanti uno dei cessi di Pugnai, vi diciamo che dalle prese siamo ritornati a Pugnai, come vedete alle mie spalle, perché c'è un sentiero che taglia giù per incrociarsi con il sentiero che stiamo per fare adesso, ma non è né segnato sulla mappa né mantenuto perché è pieno di schianti. Quindi dalle prese ritornate a Pugnai e adesso vi faccio vedere il sentiero che prendete. Sentiero T8 Bellotti Crozet. E via andare. Sì, noi eravamo esattamente sopra là. Allora là dietro si vedono le case. La casa, vabbè, le case. Andiamo avanti di qua. Il sentiero da Pugnai prosegue comodo su una semimulattiera, bella larga, a parte in piccolissimi punti. Qua ci sono i resti di un'altra vecchia teleferica. E adesso è un po' sali, scendi, più scendi che sali. Però andiamo avanti. Il sentiero continua comodo, molto ben segnato e molto ben mantenuto. Quindi è proprio una bella passeggiata per ripresa tono muscolare. Ecco che a 20-25 minuti dalla prima borgata arriviamo ad un incrocio. Noi continuiamo sempre con il T8 verso Marsanghi, Bellotti, Crozet, di là Pugnai, Cortella, Passerella. Di qua scenderemo dopo per completare il nostro giretto ad anello. Guarda qua che bello, qua all'ombra si sta bene, al sole è caldo. Giornata fotonica, oserei dire. Qua c'è un piccolo capitellino, qua un bel ruscello. Ed è che andiamo a pochi metri dall'incrocio, arriviamo ai resti del vecchio bar. Ovviamente non eri in centro perché i peccati si fanno distanti da casa. E là c'è la scritta vino. Questo qua era il vecchio bar delle Contrade. E veniva qua e si imbriagava e dopo tornava a casa storni. Che storie che vi mostra il Pedro e a Consu. Mamma, ovviamente tutto devastato ormai. Ed ecco che questo bel faccione ci dà il benvenuto alla borgata di Marsanghi. Qua secondo me è un po' più vissuta perché là vedo già dei pannellini fotovoltaici, quindi altro bel fontanasso. Questa è molto più recente, 2001. Com'è l'acqua? Bonetta, se fa bere, va bene dai, bevo un giusto cammino. Poi fie, se qualcuno fosse interessato, qua vendono già bella che ristrutturata, quasi completamente qua, quasi. Molto carina, perché come vi dicevo qua appunto gli ultimi abitanti sono andati via intorno agli anni 50, 60, forse primi 70, ma poi verso i primi 90 e qualcosa un paio di persone sono venuti su per rivalorizzare e dare un attimo di contegno e di vita a sto posto. Infatti come vedete qua c'è una bella canna fumaria sporca di nero, quindi qua non dico che ci vivono tutto l'anno, ma quasi. Guarda che posti, qua già era 4-5 casette tutta qua, era 1, 2, 3, 4. Una figata. E adesso noi andiamo avanti verso Bellotti. Via. L'acqua, perlomeno in questo periodo, da queste parti non manca. Quindi ne troverete a iosa di acqua. Ecco là che durante il sentiero facciamo anche i nostri soliti belli incontri,
piccola. Vai. Che bella. Salamandra maculata. L'ho sfiorata. Per fortuna che non l'ho presa. Manca e ha tutto spazio che ha proprio sul sentiero, cioè non so. Ed eccoci arrivati a Bellotti, quello che potremmo considerare come il capoluogo delle borgate qua di Lamont, perché da quello che ho letto qua quando c'era la vita si era arrivati addirittura a una 95 famiglie per 150 persone più o meno che vivevano stanzialmente qua. Adesso vediamo le sorprese che ci riserva questa borgatina. E io ho già visto la prima sorpresa subito dietro l'angolo. Tac, era là che chiesetta, che figata. Era qua, chiesetta che straordinariamente è aperta e andiamo a visitarla. Sì. Guarda che chiesetta, guarda che coccola, il segno della croce è sempre. E oltretutto ancora i cerini, quei veri, non quei a batterie. C'è il suo palco per chi? Poi il coro? Boh. Adesso andiamo a vedere fuori cosa ci racconta questo paesino. Cioè guarda che posto, guarda che posto. Qua comunque c'è gente che sta mettendo a posto le piante, quindi qua ci vive gente. O vengono su d'estate, insomma, guarda che roba. Adesso andiamo a vedere se magari c'è qualcuno che ci racconta qualcosa. Qui c'è l'ennesima fonte d'acqua e se non ho capito male, su questa costruzione qua addirittura c'era o c'è, non ho ben capito, un bed and breakfast. Avrei tutte quante le informazioni che ho trovato su internet, ma qua il telefono non ciappa e quindi non riesco a darvi più tante informazioni, come ad esempio il discorso che l'ultima signora Bellotti di cognome che ha vissuto qua era dei primi del Novecento ed è morta a 90 e passa anni, quindi è morta tra fine Novecento e primi del 2000. Però altro fontanasso. Qua si va verso Passo Brocon, le Eli, Crozet. Qua è super mega caminetto, forno, guarda qua, ciao, fare il pan, può far tutto, guarda che bello, ma te pare che mi non viveria bene qua, in mezzo a niente, senza nessuno che rompe e vai, guarda che bello. Andiamo in esplorazione di Bellotti. Andiamo fino al Col della Striga. Sono solo 200 passi. La console li sta contando. Andiamo a vedere sto Col della Striga. Va. Qua mi sa che c'è accesso privato con vista. E via andare. La Consul è arrivata a 170 passi. Intanto qua c'è Col de Sabino. Adesso qua andiamo a vederlo.
In poche parole è la leggenda della strega Sabina dei Bellotti, che adesso la Consuelo mi leggerà e poi mi farà il riassunto, se non la sintesi, perché mi legge già una pagina e mezza, vado via di testa. Vediamo cosa c'è. Robe della guerra, una carta. Col della striga Sabina, ideazione a cura di Corvo Errante. Guarda qua la strigosa. Guarda ciò, che bello. Bottiglie, tale roba, qua vedi la strega che prepara le pozioni con il pentolone sul fuoco. Figo. Adesso magari vi dico cosa ha letto la Consu. Qua altri ruderi. Allora adesso la nostra studiosa qua ci racconterà in breve la storia della leggenda della strega Sabina dei Bellotti. C'era una signora molto ricca che ha deciso di venire in questo villaggio ed è venuta a vivere proprio in questa grotta e non era ben vista dagli abitanti del borgo, anche se tutti gli abitanti e anche altre persone alla sera, alla notte venivano qua perché Sabina con i trulli di erbe li guariva da qualsiasi malattia. Un giorno arrivò un granduca, un arciduca, diceva che la figlia aveva dei problemi, ma tutti dicevano che fosse ammalata di pazzia e lui non ci voleva credere. La strega preparò una pozione magica per cui quella notte tremarono tutte le montagne e nessuno riuscì a dormire, e consegnò questa cassetta all'arciduca dicendo: porta la tua figlia e io te la consegno perché ho finito la mia vita da strega, quindi la consegno a te, porta la tua figlia, ma in cambio voglio che dici ai paesani che mi debbono accettare e non mi devono lasciare qui sola. L'arciduca andò giù, lasciò il messaggio ai paesani e andò a casa. Quando i paesani vennero qua e gridarono all'indegno perché non dovevano averla trattata così fino a quel momento, la trovarono morta qui e la portarono con dei fiori seppellita alla molle. Ci fu tutto un corteo e l'arciduca portò la cassetta a casa a sua figlia quando la aprì si illuminò, guarì, ed da quel momento la figlia dell'arciduca divenne la strega che guariva le persone. Quindi da strega nasce strega, in poche parole. Chiodo schiaccia chiodo e strega scaccia strega. Guarda qua, la strega Sabina dei Bellotti. Beh, che sia leggenda o che sia verità, è bello crederci. Esatto. Quindi oltre che storie di paesi abbandonati, semi abbandonati, anche storie di streghe nei video del Gianlu e l'Allello. Cioè fioi, ma che volete più? Cioè non so. Iscrivetevi al canale, sporcaccioni che non ve mangiano. E direttamente in giardino della casetta della strega, paninetto a mortadella, quello che resta, perché questo qua che abbiamo dai gattei, cari gattei. E ovviamente come al solito cin cin a tutti, e scarpe e braghe, emozionante. Cin cin, ciao. Ultima panoramica della contrada Bellotti e adesso torniamo verso Zoo. Va. Non so se ve l'ho fatta vedere prima, c'è l'ennesima teleferica sicuramente in uso che arriva lì in fondo sulla strada pre-romanica che adesso scendendo utilizzeremo per ritornare verso la macchina. Sì, a meno che ovviamente magari non troviamo qualche altra piccola deviazione da andare ad esplorare. Rientrando verso Marsanghi siamo accorti che c'è anche questa bella costruzione, un po' di casone. Probabilmente questo qua era uno dei più ricchi della valle, ma anche quello che gli piaceva stare più in solitaria, perché già là sei in solitaria, lui è ancora più fuori dal mondo qua. Allora,
Assicurazioni Generali Venezia, va bene, che non c'è tanto da vedere, qua è tutto chiuso, là c'è un'altra costruzione là dietro, tutto messo bene, molto molto carina questa passeggiata, sa? Sì sì. Ritornati sui nostri passi, ritorniamo all'incrocio che abbiamo trovato questa mattina e scendiamo giù per di qua. Eccoci che scendendo da un sentiero non ben definito, ma voi troverete come al solito la traccia GPX in descrizione, cominciamo a sentire il rumore del torrente Cismon, che in realtà a questa altezza qua non è più Cismon, ma dovrebbe essere il torrente Vanoi, che poi poco più sotto si butta nel Cismon. Qua ci sono altre due caserette, qua era stalla perché come potete vedere c'era roba per recupero liquami, tac. Sopra c'era il fienile, sotto qua era la casa di pertinenza della stalla, cioè la stalla è la pertinenza della casa, casa a prima vista. Qua tutto chiuso, tutto inlucchettato, però guarda, carina anche questa. Qua adesso noi scendiamo e teoricamente dovremmo trovare un pontisciallo sul torrente Vanoi, chissà se sarà vero o sarà falso. Qui come volessi dimostrare il ponte sul Vanoi, guarda che bel pontisciallo. Ma vi dirò di più, una particolarità di questa passeggiata è che adesso stiamo camminando in Veneto. Fra poco, adesso non mi ricordo più o meno la cartina, se già a metà del ponte o poco più avanti, passiamo per pochissimo in Trentino per poi ritornare in Veneto. Guarda anche qua, guarda qua. Lu torrente Vanoi. E da qui si può vedere anche Bellotti. Allora, Bellotti, bello Bellotti, proprio bello. Andiamo via del ponte che Consuelo va da fare a reel. Usciti dal ponte, qua volendo ci sarebbe il sentierino che porta giù al torrente Vanoi, ma siccome là c'è un bel cartello con scritto Società Idroelettrica Cismon, attenzione, piene improvvise, se dopo sei dentro e mori negai non stai a piangere. Comunque volendo qua c'è un piccolo spiazzo, ci sono un po' di parcheggi, si può parcheggiare qua e fare il giro al contrario rispetto a quello che abbiamo fatto noi. Per il rientro optiamo per questa comoda strada ormai semi abbandonata perché è stata sostituita dalla strada provinciale, quella che passa nelle gallerie. Sta qua teoricamente è stata fatta sulle tracce di una strada pre-romanica, quindi poi probabilmente romana, che da Veneto, zona Belluno, veniva su verso il Trentino, zona Primiero, Imer, le zone là. Tanto è vero che, come vi dicevo prima,
Qua davanti c'è un bel cartello con scritto che stiamo uscendo da Trentino Alto Adige per rientrare in Veneto, va bene? Perché parlo lento, ma mi non ho nessuno che mi corre drio. Se vuoi guardare il video, guardi, se non vuoi guardare il video, fede manco, mi non sai che, cioè, mi non sai che moro. Ciao, eccoci che arrivati a questo punto, dobbiamo fare un pezzo in galleria. No, era qua, strada vecchia e via, altro che galleria. In realtà un pezzettino minimo bisogna farlo in galleria, perché la strada vecchia a un certo punto incrocia la galleria. Ebbene, ma la galleria è aperta, quindi non c'è neanche tanto odore da smog, spazio per camminare ce n'è, guaivi, no problema. Galleria finita, ritorniamo sulla strada di qua. Alle strada in cui non transita nessuno, quindi si va da Dio. Qua c'è Sant'Antonio, che non so se sia Sant'Antonio da Padova o che cacchio. Capitello, ah carino dai. Qua c'è la via dello scanner, cioè se castello scanner, non so, sempre roba di guerra o prima della guerra, non so, sempre roba di controllo di passaggio merci tra il Veneto e il Trentino. Praticamente si sbuca esattamente a sinistra della galleria e si arriva in zona dove avevamo parcheggiato la macchina, era lì la Suzuki. E qua, visto che eravamo in tempo, siamo venuti a vedere il luogo in cui hanno trovato i resti una roba accatronata sopra. dell'uomo di Neanderthal. No, cos'era? una persona seppellita Vabbè. con tutti i suoi aggeggi. Quella che è scritta sul cartello sotto là, che vabbè. Però hanno messo una guaina. Vabbè, praticamente non si vede niente. Quindi niente, eravamo qua, l'abbiamo visto e fine. Ci vediamo alla macchina che è là. Fiossi, come potete ben vedere siamo ritornati alla vettura. Sì. Spero che questo giretto molto tranquillo, più storico, culturale che altro, vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto va bene stesso. Siamo arrivati fin qua. Vi lascio solita traccia, video live con dislivelli, metri, chilometri e solite storie. Se avete voglia iscrivetevi, se non avete voglia lasciate un mi piace, ci vediamo al prossimo giro, magari andiamo alla Monza, verso una birretta adesso. Ciao Fiossi.